Stefano Tognazzo della UIL Padova. Appunto la CGIL e la UIL sono unite per difendere il servizio al cittadino. Sì, c'è a rischio una serie di attività che vengono svolte dalla provincia, a iniziare dall'edilizia scolastica al controllo del territorio per quanto riguarda la polizia provinciale con la tutela della fauna, alla viabilità, le strade, a tutte le competenze della provincia per un insieme di tagli che sono previsti nella legge di stabilità. Si parla infatti di tagli di 1 miliardo all'anno per 3 anni, per cui 3 miliardi. Una grossa preoccupazione anche legata al fatto che non abbiamo convocazione da parte della Regione Veneto per quel tavolo che era previsto nell'accordo con il Ministro Del Rio per andare a discutere la futura collocazione, e questo ha messo in preoccupazione i lavoratori della provincia, che hanno dato mandato unitario alle organizzazioni sindacali di indire lo stato di agitazione. Stato di agitazione che ci vedrà intanto con 2 iniziative già importanti, per cui il 5 è una grande assemblea a Vicenza che coinvolge tutte le province, i dipendenti di tutte le province, saranno presenti anche i segretari nazionali di UIL e CGIL. E poi avremo il giorno 9 un presidio in regione, perché di fatto la regione è latitante, sembra che non si pensi minimamente a questo problema, si stia pensando ad altro, mentre i tempi si fanno stringenti, le risorse iniziano a mancare e i lavoratori anche nelle riorganizzazioni interne stanno sopportando dei carichi di lavoro molteplici anche al di fuori di quello che è il loro attuale inquadramento, per cui uno stato di agitazione che ci deve portare all'apertura di questo tavolo. Si aggiunga anche che il nuovo Presidente non ha ancora risposto alle convocazioni chieste unitariamente sia dalle segreterie nostre confederali che da quelle delle categorie dei lavoratori, per cui siamo ancora in attesa anche di un confronto, mentre ci risulta, perché l'abbiamo preso dalla stampa e dai lavoratori, che lo stesso Presidente abbia fatto anche degli incontri e dando anche delle indicazioni preoccupanti, se pensiamo proprio alla Polizia Provinciale qualche settimana fa, che ci lascia perplessi, perché nell'accordo previsto appunto con il Ministro doveva esserci un tavolo per garantire sia le risorse economiche ai lavoratori e mantenere i servizi, per cui una loro ricollocazione nei vari enti, comuni, regione, Stato, per poter poi proseguire con l'attività e non lasciare nessuno a casa, ma soprattutto non lasciare i cittadini senza servizi.